Suina, un 47enne è morto all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Da giorni era in condizioni gravissime e preoccupano altri 3 casi. Aperto a Treviso il processo al 50enne che l'estate scorsa sconvolse la Marca trucidando fratello e cognata con 11 colpi di pistola. La difesa ha chiesto di far cadere l'aggravante. Il killer potrebbe ottenere il rito abbreviato e lo sconto di pena. Tenta di accoltellare la moglie davanti ai figli piccoli. 49enne arrestato dai carabinieri a Tombolo. Da inizio anno nel Padovano già 6 casi di violenza contro le donne. Presentato il bilancio sanitario a Palazzo Balbi, è aumentata la produttività, dice Zaia. Assumiamo ma non riusciamo a trovare medici, ne mancano 3.500 e torna a attaccare il numero chiuso a medicina. Inquietante episodio a Borgo Valbelluna, uno sconosciuto si presenta in una scuola come padre di un alunno e chiede di far uscire prima il figlio, ma i professori lo smascherano e l'uomo si allontana. Le piste di fondo in altopiano nel mirino dei vandali della neve, scorribande col fuoristrada tra Gallio e Asiago, l'ira dei primi cittadini, sappiamo chi siete. Abbattuto nella notte l'albero di Natale in Piazza Maggiore a Feltre, i vandali hanno tagliato in 2 con una motosega, la rabbia della sindaca, inqualificabile il raid ripreso dalle telecamere. Venezia si prepara a celebrare con un anno di eventi diffusi, 7 secoli dalla scomparsa di Marco Polo, un ricco calendario di iniziative che potrà arricchirsi di nuove proposte da parte di istituzioni, associazioni ed enti pubblici e privati. Buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Ora andiamo alla cronaca, parliamo innanzitutto di influenza suina perché all'ospedale San Bortolo di Vicenza è deceduto un 47enne, era ricoverato in rianimazione da qualche giorno. Influenza suina. A Vicenza un uomo di 47 anni è deceduto. Da qualche giorno era ricoverato in condizioni critiche nel reparto di rianimazione al San Bortolo dopo aver contratto il virus. A seguito di alcune complicanze legate ad altre concause non ce l'ha fatta. Altri 3 ricoverati sarebbero in condizioni preoccupanti. Pochi giorni fa al San Bortolo erano state ricoverate in tutto 5 persone, 3 uomini e 2 donne, per una polmonite interstiziale che porta insufficienza respiratoria causata dal virus dell'H1N1 di tipo A. Questa forma virale differisce dalla tipica influenza suina perché può trasmettersi da uomo a uomo e anche i sintomi sono del tutto simili a quelli della normale influenza: febbre, problemi respiratori, dolori muscolari, brividi, affaticamento e mal di testa. Nel caso del 47enne ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo, comunque, come detto, l'influenza suina sarebbe una concausa del decesso. Sul virus resta alta l'attenzione sanitaria. Ora torniamo sul duplice omicidio di Paese, sempre siamo nella Marca trevigiana. Massimo Pestrin, accusato di aver freddato il fratello e la cognata, potrebbe beneficiare dello sconto di pena. Massimo Pestrin, il 50enne che lo scorso 3 maggio ha ucciso con 11 colpi il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, è arrivato in tribunale scortato dalla polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di duplice omicidio aggravato ed oggi in udienza di fronte al giudice Piera De Stefani il suo avvocato ha chiesto che venga tolta l'aggravante della stabile convivenza perché si applica, spiega il legale, solo alla base di una relazione affettivo-sentimentale. Questo consentirebbe di poter accedere al rito abbreviato e quindi ad uno sconto della pena. La decisione che dovrà prendere il giudice è quella relativa alla esclusione dell'aggravante della stabile convivenza tra il Pestrin e le 2 persone uccise, cioè il fratello e la cognata, perché questa aggravante impedirebbe l'accesso al rito abbreviato che noi abbiamo chiesto e quindi prevedendo la pena dell'ergastolo. Non solo, Pestrin è stato sottoposto ad una prima perizia psichiatrica, secondo la quale al momento di far fuoco Massimo era capace di intendere e volere. In realtà la perizia non vi è stata una consulenza da parte del pubblico ministero fatta non con il contraddittorio delle parti. Nostra opinione è che la consulenza sia un po' troppo superficiale e quindi qualora il giudice dovesse escludere l'aggravante e ammettere l'abbreviato ho chiesto come condizione di accesso all'abbreviato una perizia psichiatrica.
Massimo Pestrin, che viveva da qualche tempo nella casa del fratello, quel giorno era sceso in cucina mentre marito e moglie stavano mangiando ed aveva fatto fuoco scaricando 17 colpi. 11 avevano raggiunto le 2 vittime. Lui stesso poi aveva chiamato i carabinieri confessando quanto aveva fatto. Sguardo fisso, Pestrin ha detto poche parole al suo avvocato. È in attesa, come siamo in attesa noi, della decisione del giudice, che è una decisione importante questa preliminare, perché escludere la pena dell'ergastolo e ottenere la riduzione di 1/3 di pena con l'abbreviato, chiaramente dal punto di vista della difesa e quindi anche dell'imputato è un elemento importante che chiaramente genera un po' di impazienza e dovremo aspettare il 23 di gennaio. Del processo fanno anche parte la madre e le 2 sorelle di Rosanna Trento, costituitosi come parte civile e difese dall'avvocato Luca Dorella. A Tombolo, ora nel Padovano, dove un uomo ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli ma è stato bloccato in tempo. Ha tentato di accoltellare la moglie davanti ai figli minori al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Solo il pronto intervento di un amico di famiglia che era presente al momento dell'aggressione ha evitato il peggio e così un 49enne di Tombolo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. La donna ha avuto il coraggio di denunciare la violenza solo all'indomani, ma la testimonianza dei figli e del conoscente ha permesso ai militari l'arresto in flagranza differita, una procedura possibile grazie alle ultime normative inserite nel codice rosso. Purtroppo questa storia è capitata a Tombolo, è solo l'ultimo episodio di violenza di genere nel nostro territorio. Dall'inizio dell'anno nella provincia di Padova sono già stati 6 interventi dei carabinieri, quasi uno al giorno. Domenica un 60enne padovano infatti è stato denunciato e allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie davanti ai 3 figli minori. Il giorno dell'Epifania a Vigo d'Arzaro un episodio analogo, un 25enne aggredito con pugni al volto e alla testa la convivente sempre davanti ai figli minorenni. Le botte e i soprusi duravano da un anno e così il 25enne è stato imposto il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il giorno prima a Campodarsego un uomo violento è stato denunciato per le sue continue aggressioni. Il 3 gennaio invece a Vigonza un padre di 48 anni è stato denunciato per aver picchiato la figlia minorenne scoperta mentre chattava con un coetaneo. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno scoperto che il padre l'aveva promessa in sposa ad un cugino contro la sua volontà. Infine il 2 gennaio a Casale di Scodosio un 52enne è stato denunciato perché il giorno di Capodanno aveva aggredito la moglie, che è stata così portata in una struttura protetta. Oggi con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro. Lo scrive Gino Cecchettin in un post pubblicato sul social network professionale LinkedIn. Nel messaggio Cecchettin, che è titolare di una piccola azienda tecnologica, esprime sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Si rivolge naturalmente a clienti e colleghi. Le vostre parole, il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Colgo l'occasione di ringraziare i colleghi che hanno egregiamente portato avanti le attività aziendali anche in mia assenza. Il lavoro, conclude Cecchettin, fa da sempre parte della mia vita e mi ha regalato grandi soddisfazioni a cui non potrei mai rinunciare, oltre a darmi modo di sostenere la mia famiglia. Voltiamo pagina, parliamo di sanità perché è stato presentato questa mattina a Palazzo Balbi il bilancio regionale del 2023. C'è una forte carenza di medici ma la sanità veneta corre, ha detto il governatore Zaia. A parità di organico la macchina sanitaria ha prodotto molto di più dell'anno scorso, con più 4% di ricoveri, più 8% di interventi dell'ULSS e molto altro ancora. Stiamo parlando di milioni di prestazioni, oltre 10 milioni e 800 mila prestazioni ambulatoriali. Stiamo parlando anche di un contesto nel quale la sanità del Veneto ha saputo performare. Siamo primi per trapianti di cuore, di polmoni, fegato, reni. Direi che questa qualità deve essere poi aiutata da assunzioni che non riusciamo a fare sul fronte dei medici. Per il resto abbiamo assunto più di 4.000 persone, però medici non si trovano. Una sanità che corre nonostante la carenza di medici. Ne mancano 50.000 in Italia, oltre 3.000 in Veneto. L'ha dichiarato il presidente Zaia presentando il bilancio sanitario regionale del 2023 insieme al direttore generale della sanità veneta. Un fenomeno
che è anche legato appunto alle carenze di disponibilità del mercato dei professionisti, in particolare i professionisti specialisti. Noi abbiamo avuto negli anni compresi fra il 2010 e il 2023 un lieve calo del personale medico a tempo indeterminato, troverete anche questo dato, un meno 2%, che è stato però compensato, e c'è una ragione per cui sottolineo questo, dall'incremento dei tempi determinati del personale medico, che sono cresciuti dal 2019 al 2023 di 209, quindi dell'84%. In aumento anche la richiesta di prestazioni. Nel 2023 infatti si registra un più 4% di ricoveri in ospedali, interventi chirurgici e interventi di specialistica ambulatoriale, 845.000 le chiamate al SUEM. Il governatore torna poi a puntare il dito sul numero chiuso a medicina, definito la disgrazia di questo paese. Sono convinto del fatto che dovremmo garantire ai ragazzi di mettersi alla prova, incentivare di più la selezione che sia meritocratica, come accade e è sempre accaduto, ma fare anche in modo che i giovani iscritti possano anche conoscere l'ambiente della sanità, l'ambiente della clinica, delle sale operatorie, perché altrimenti che selezione facciamo a 19 anni con un test asettico, senza anima, e pensiamo magari qualche volta abbiamo anche scartato qualche futuro grande professionista che non ha passato il test. Zaia ha anche ricordato che il Veneto sul fronte delle liste d'attesa ha adottato il dimezzamento dei tempi. Suscita inquietudine l'episodio avvenuto ieri a Borgo Valbelluna, quando uno sconosciuto si è presentato in una scuola della provincia di Belluno qualificandosi come il padre di un piccolo alunno e chiedendo di poterlo far uscire dall'aula in anticipo. Gli insegnanti, che non lo conoscevano affatto, si sono subito insospettiti e il tentativo di inganno non ha avuto esito. È avvenuto nell'istituto comprensivo statale di Borgo Valbelluna. L'episodio è stato reso noto dal preside Umberto De Col con una lettera urgente trasmessa a tutte le famiglie degli alunni. Alla luce di quanto accaduto, si legge, è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione. L'uomo si è allontanato dalla scuola prima di poter essere identificato. Ora torniamo a Padova, non solo lo stabile abbandonato dell'ex Configliachi, sono altri i punti della città dove i senza fissa dimora cercano riparo tra sporcizia e degrado. Ecco il nostro viaggio nei luoghi più difficili. Entrare in un edificio abbandonato non è così difficile anche in centro città, come le palazzine Liberty di Piazzale Boschetti. Qui, dove le impronte sulla terra bagnata sono ancora visibili, si apre il varco nella recinzione. Quello che vediamo all'interno sono i resti di tantissimi bivacchi, indumenti sporchi, scarpe, bottiglie e vaschette di plastica che, come nel caso del Configliachi, vengono utilizzate per allestire braccieri creando esalazioni letali, come è stato per i giovanissimi stranieri che sono morti nelle stanze all'interno dell'ex Configliachi. Tra boccette di metadone, animali morti e rifiuti si nascondono le vite di persone invisibili per la società, che li scopre e li conosce solo quando ci sono tragedie come quella dell'ex Configliachi. Come vedete, all'interno ci sono altri resti di insediamenti in quel pertugio, i resti di un accampamento con sacchi dell'immondizia, coperte sporche, indumenti, avanzi di cibo, escrementi. Resti di alloggi di fortuna in queste notti in cui le temperature scendono sotto lo zero e per chi non ha un tetto o un posto per dormire, questi luoghi si trasformano nell'alloggio ideale per trovare un po' di riparo, ed è semplice entrarvi perché basta saltare o aprire un buco nelle recinzioni di plastica. Chi cerca riparo qui spesso non vuole essere avvicinato, ma i volontari dei medici di strada si impegnano anche per questo, portando coperte, medicine e un po' di sollievo. Grosso modo sono alcune decine di persone che si presentano a noi, a volte anche su 30 persone, 20-30, ecco. Sono persone che a volte non sanno dove rivolgersi, e noi stessi abbiamo come obiettivo quello di riorientarli verso servizi che comunque sono organizzati in città. Nella mappa dei luoghi in cui le situazioni di degrado sono sempre frequenti e comuni, a Padova c'è anche Piazza Salvemini, chiusa tra i giganteschi palazzi delle banche, o l'area dell'ex PP1 da decenni, transennata e inutilizzata. Continuando nel nostro viaggio in città, si scoprono poi gli accampamenti che da un mese sono sorti sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia,
Venezia. Carrelli della spesa utilizzati per sospendere delle tende realizzate con coperte e materassi sporchi, sotto le quali in pieno giorno dormono un gruppo di uomini rannicchiati per ripararsi dal freddo. E la vicenda del Colfigliacchi è diventata un caso politico per lo stallo dovuto a una mancata decisione della Regione. Questo è l'esempio plateale di come l'inefficienza della Regione del Veneto, l'incapacità di stare in mezzo ai problemi delle persone determini degli stalli incomprensibili. E guardate, non è un cavillo burocratico, è la necessità di avere il coraggio di portare in giunta una delibera che riveda il valore dell'immobile sulla base di una perizia fatta da un incaricato del Tribunale di Padova che determina e che ha determinato, a mio giudizio, il valore oggettivo dell'immobile di cui stiamo discutendo. Il nodo della questione del Configliacchi è il prezzo, a dirlo durante la trasmissione Ring di Antenna 3 la consigliera regionale Dem Vanessa Camani. La proprietà dell'ex IPAB e la regione vorrebbero vendere a 3 milioni di euro, ma l'offerta della provincia di Padova fatta lo scorso marzo è di 2 milioni e 400 mila euro, una cifra pensata sulla base della stima fatta da un perito. Finché la nuova cifra non verrà portata in giunta regionale, il destino della parte posteriore dell'ex Istituto per Ciechi di Via Reni, teatro dell'ultima tragedia del degrado, resta congelato. Dopo la morte per le esalazioni di 3 giovanissimi stranieri che si erano accampati all'interno, i consiglieri d'opposizione chiedono spiegazioni alla regione. Anche Elena Ostanel, consigliera del Veneto che vogliamo, ha presentato un'interrogazione. Dalla regione ecco la risposta. È all'interno di un piano di ristrutturazione per quanto riguarda l'IPA che è al vaglio di Azienda Zero. Per fine di questa settimana Azienda Zero darà il via libera al piano di risanamento e di ristrutturazione, quindi poi si procederà, come era nelle more previste, insomma, al rilascio dell'autorizzazione. Intanto, mentre si attendono le decisioni della politica, la Procura continua le indagini sulla morte dei 3 stranieri. 2 sono stati identificati perché già noti alle forze dell'ordine per i reati di spaccio. Il terzo però resta ancora senza un nome. Ora un rapidissimo break, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta edizione del Veneto, andiamo sull'altopiano ora perché in pista sono arrivati anche i vandali. Arriva la neve in altopiano e arrivano pure i vandali della neve. Neanche il tempo di tirare a lucido le piste per lo sci da fondo nel comprensorio di 7 comuni che già qualcuno ha ben pensato di dare vita a una serie di scorribande sulle aree destinate agli sport invernali. È accaduto qualche sera fa ad Asiago e anche a Gaglio, dove un gruppo di giovani armati di fuoristrada è arrivato a Campomulo per una sarabanda sulla neve. I mezzi hanno devastato il fondo, ma le immagini della scorribanda sono finite sui social e hanno fornito informazioni fondamentali. A fronte dell'ennesima segnalazione di questi mezzi fuoristrada in chiaro assetto da fuoristrada, pervenutaci per presunti o tali danni recati all'inizio delle piste di fondo, grazie a Dio siamo riusciti ad intercettare un 5-6 fuoristrada in chiaro assetto appunto di questo tipo e i carabinieri hanno già effettuato i rilievi delle targhe e dei mezzi. Le forze dell'ordine sono già state avvisate e hanno tutto il materiale per risalire ai proprietari dei veicoli. Multe in arrivo, quindi, e forse non solo quelle. Ma a ferire l'altopiano è soprattutto il poco rispetto per il lavoro degli altri, per una risorsa fondamentale per il territorio. Speriamo che questa volta questi signori possano, nel limite del divertimento, non danneggiare il lavoro degli altri, perché divertirsi sulla neve è consentito ovviamente, ma non è assolutamente consentito rovinare con questi mezzi il lavoro degli altri, il lavoro di chi magari si cimenta di notte per preparare le piste, preparare un comprensorio per poi far sì che i turisti e i cittadini possano usufruirne come servizio e come elemento di sport. Tolleranza zero, lo conferma anche Munari. Tolleranza zero per chi viene e arriva a Campomulo con mezzi atti a rovinare il lavoro degli altri. E nella notte il raid vandalico in piazza che ha indignato tutta la città di Feltre. Nel mirino è finito l'albero di Natale.
Vandali in azione nella notte in centro storico, abbattuto l'albero di Natale in Piazza Maggiore. Inqualificabile il gesto compiuto verso la mezzanotte da persone che hanno segato il tronco alla base, facendo cadere rovinosamente la pianta, ancora addobbata con le luminarie natalizie, causando danni ad un edificio adiacente. Non ci sono commenti perché questi atti vandalici non solo non hanno alcun senso, ma vanno a danneggiare la cittadinanza tutta, perché poi i costi ci saranno, e peraltro è un simbolo importante come il presepe e l'albero, sono simboli del Natale al quale tutti tengono molto da tutti i punti di vista, quindi a mio modo di vedere è veramente grave che delle persone abbiano pensato di operare in maniera vandalica in questi termini. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza cittadina hanno rilevato la presenza di alcune persone che si sono mosse in maniera organizzata e che con l'ausilio di una motosega, probabilmente elettrica, hanno tagliato di netto l'albero poco sopra l'innesto del tronco sul basamento di cemento. Fortunatamente abbiamo alcune telecamere, quindi ci aspettiamo di poter almeno raggiungere qualcuno che possa poi essere giustamente punito per quello che ha fatto. Cambiamo tema, andiamo a Venezia che si prepara a celebrare i 7 secoli dalla scomparsa di Marco Polo. Saranno celebrazioni aperte anche a tutte le iniziative che avanzeranno soggetti pubblici e privati che a vario titolo intrattengono un legame storico con Venezia, quelle che coinvolgeranno la città in occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. 7 secoli fa, il grande viaggiatore, mercante e scrittore scompariva proprio oggi, il 9 gennaio del 1324. Venezia lo ricorderà con un anno di eventi diffusi, legati da quella che, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, è una delle eredità lasciate da Marco Polo. L'idea dell'inclusione. A Venezia, in questo tavolo che voi forse avete qualche immagine che poi farete vedere, cioè non ce n'era uno che è nato in centro storico a Venezia, uno era di Bari. Uno io di Spinea, un'altra era di Torino, una di Vicenza, un altro non si capisce, non sto scherzando, un altro di Spinea. Cioè, questa è la gente, la città era così, è sempre stata così. I foresti, i contadini, chiamateli come volete, cioè la gente che veniva con lo spirito, con l'amore per questa città, ma che è un amore ideale. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, presiede il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 7° centenario della morte di Marco Polo, assieme alla rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lipiello, in qualità del presidente del Comitato Scientifico. A Ca' Farsetti erano presenti tra gli altri la presidente dei Musei Civici Maria Cristina Gribaudo, Laura Fincato, già sottosegretaria al Ministero degli Esteri ed assessore al Comune di Venezia, e l'attuale assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. La storia di Marco Polo, 700 anni dalla morte, 770 dalla nascita, racconta come i veneziani di una volta, quelli che noi vorremmo in qualche modo, da cui vorremmo imparare, erano persone generose e coraggiose, che andavano in giro per il mondo per commerciare, per curiosare, per capire e poi per riportare in città, per cui quando parliamo della fuga dei cervelli è importante che poi tornino a casa a raccontarci le esperienze. Marco Polo insegna questo. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco come sempre il meteo e a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'Italia è a metà tra un campo di alta pressione posizionato sull'Europa centro-settentrionale e un'area di bassa pressione tra la Francia e la penisola iberica. Il tempo sarà buono, ma questo favorirà un ulteriore lieve raffreddamento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto mercoledì 10 gennaio sarà piuttosto soleggiato, avremo qualche addensamento nel corso della mattinata, ma a seguire cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature come detto in ulteriore calo, minime tra 1 e meno 2 gradi, massime tra 2 e 4 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno, sgombro da nubi, solo a tratti sarà velato. Temperature minime sotto zero, massime sui 3-5 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso nella prima parte della giornata, poi più soleggiato.
temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 5 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.